Dopo una prima giornata e la cena inaugurale di rito, i lavori del G20 sono entrati nel vivo con i ministri dell'economia e i governatori delle banche centrali, che discuteranno tentando di trovare soluzioni fino a domenica. Oggetto dei lavori odierni è la riforma della tassazione delle multinazionali. L'aspetto più noto è l'introduzione di un'aliquota minima globale sui profitti delle 100 multinazionali più grandi del mondo, che dovrebbe collocarsi al 15%. In pratica, se un paese decide di tassare i profitti aziendali, ad esempio al 7%, il paese di residenza della multinazionale potrà riscuotere il rimanente 8%. L'arsenale è blindato, con qualche apprensione tra le forze dell'ordine che vigilano sulla sicurezza dei 300 partecipanti, tra chi è sul territorio e chi monitora la situazione globale dalla Smart Control Room del Tronchetto. In queste giornate Venezia è la capitale mondiale dell'economia, eppure più di qualche commerciante percepisce con un po' di irritazione le strette del G20 dopo quelle subite a causa del Covid. Il danno, secondo alcuni, starebbe nel fatto che si sia parlato talmente tanto a lungo del G20 e delle ripercussioni sugli spostamenti a Venezia che in molti abbiano rinunciato a trascorrere in laguna un fine settimana. L'appuntamento con il G20 si concluderà domenica con la conferenza sul clima, mentre per sabato è previsto l'arrivo dei manifestanti dei movimenti No Global nella zona delle Zattere.